In Italia, altrove forse sì, certamente sì, ma almeno in Italia non c'è un governatore come Quinziano che mette a morte Sant'Agata. Da noi non c'è questo, ma possiamo star tranquilli? Non c'è nient'altro? C'è qualcosa tra noi di altrettanto drammatico e si chiama indifferenza. L'essere divenuti noi cristiani indifferenti agli occhi del mondo. Questa è una delle più gravi sfide per la Chiesa. Sono le due vie che anche oggi, ce ne sono altre certamente, Gesù ci indica quando ci dice non avere paura, non avere paura. Vuole farci capire che la vita cristiana non è turismo religioso, ma ci incoraggia a cogliere le difficoltà insite nel nostro essere discepoli di Gesù come occasioni per diventare ancora più missionari, per crescere ancora di più nella fiducia che il Padre non abbandona mai i Suoi figli. Ecco, è l'esempio che ci giunge anche da Sant'Agata, non mandare in pensione la speranza.